Allora, buongiorno. Bonjour, bonjour, bonjour. Saluta Cristian. Ciao, ciao, ciao. Allora, è successa una cosa al casello. Stavamo in fila e all'improvviso due macchine sulla destra si volevano proprio infilare nella nostra fila. E io mi sono avvicinato alla macchina, non per discriminazione, ma al volante era una donna. God, please, no! 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 Che avvicinandomi io gli dico: senti, però siamo in fila, guarda, la fila sta qua. Visto che il casello sulla destra, quello a fianco al nostro, era il Telepass, lei esordisce con: ah, e non lo sapevo, da tanto tempo che non venivo qui, non sapevo che qui era il Telepass. Dopo 2 secondi cioè, si infila proprio nella nostra corsia e ci fotte. Comunque, direction, Amalfi, con noi oggi non ci sta il nostro caro Agostino. Ciao ragazzi, bacio. Com'è? Ah, è lì il Vesuvio. Ma no, frate! Guarda questa Porsche! Wow, spalancalata! Verstappen per prendere tutta la scia, spalancalata, va all'interno, Max Verstappen dentro! Tutto questo perché gli prude la testa e si sta cercando di grattare. Iniziamo a fare un po' di curve, curvedelle e curvetone. Fa meno freddo qui, però mi sto intossicando perché c'è il traffico, Prima sosta, granitina. Sì? Mi è venuto me ne stai parlando. Meta di Sorrento. E oppale. Grazie a Insta che ha girato uscire. Ottimo. Alto livello. Alto livello. Sì, infatti. Come per i pezzotti stanno tanto? I pezzotti. Oh, Cristian. fratelli! Mamma mia! Ah, bello! Guarda, quella è bella! Tu diventerai Sigaretta e poi ripartiamo. Tu indica, tu diventerai come loro che sono passati. Guarda frate no! A few moments later. Traffico, traffico, traffico. Traffico, traffico, traffico. Traffico, traffico. Già, pure io uguale. Già, la risposta pure io uguale. Salve, permesso. Buongiorno. Marchis. Attenzione. Va. Curve delle curvetone?
Anzi, amplifico il mio discorso di sempre, frate. Nuia di Bacoli, no? I nostri belvedere. Cioè, voglia! Cioè, territorialmente, frate, non dovremmo fare proprio invidia. E non AMD. Vabbè. Ok, arrivate da Malfos a Royam. Ok, ho messo salve. Ah, Malfis! C'è la 09 nuova vicino alla Brigliola. Racconta quello che è successo. Ma io non si può spiegare. Ho perso il telefono. Quando abbiamo fatto benzina è venuta una ragazza in moto. Siccome io avevo finito, mi sono spostato più avanti per fare spazio a lei. Grazie, grazie, finisce là. Ci facciamo gli ultimi 6 km per arrivare ad Amalfi. Parcheggio, cerco il telefono per pagare il parcheggio. Faccio cazzo il telefono. Cazzo il telefono. Gabriele, un telefono che ha pompa e benzina. Telefono perso, andato, ormai iPhone 13 buttato nel cesso. Mi ci mettiamo insieme alla moto, faccio una corsa, faccio la rotonda qui giù da Amalfi e incontro un'altra volta la ragazza che prima aveva fatto spazio. La chiamo, lei si ferma, mi riconosce e fa: giusto a te stavo cercando. Faccio: davvero, c'è il mio telefono, sei un angelo, grazie, mi hai salvato. No, non ce l'ho io. In che senso? Nel senso che ce l'ho io, ma perché l'ho nascosto. Bene, Pure un indovinello. va bene. Caccia al tesoro. Ah, cosa devo indovinare? Già sta ridendo, Vaglione. No, è veramente Vai successo, giù. raga. Veramente. È panico Ora è totale, vai giù. successo. Ce l'ho io ma non nascosto, va bene. Cerchiamolo. Ma mica mi dammi un indizio. Dice: no, guarda, veramente te l'ho lasciato sulla bomba di benzina nascosto. Sotto una aiuola, sotto dei fazzoletti. Vabbè, fa una cosa, tu avviati, gli parla cavaliere. Comunque il Gabbo fa la corsa verso la benzina. Io sto con la ragazza che la abbraccio e gli dico: grazie, sei un angelo, mi hai salvato. E via dicendo. Facciamo amicizia, raggiunge su Instagram. Questa è un'altra storia. Mi metto in sella anche io, raggiungo Gabriele. Vedo Gabriele con una faccia strana, faccio vedere che non l'ha trovato. Non c'è. Oh, dice: oh, paesello. Poi si rompe il marciapiede di Gabriele, però questa è un'altra storia sì. ancora. Ci siamo mangiati una pizza buona. Cioè. Oh, fai pure a me questa cosa, frate. Grazie. Mi sento forte quando faccio questa cosa. Aspetta, riprendi la scena. Guarda qua. La forza raddoppia. Morto. Raga, questa è stata un'avventura. Peccato che non ho registrato. Cioè, appena avevo spinto la camera, l'action cam, Cristian mi fa: fra, il telefono. Guarda, ho detto, wow. Poi mi ha fatto fare una corsa con il microfono ancora appeso sul casco. Io nel frattempo parlavo con lei, però. Sei un amico, vieni qua. Sei mio fratello. Sì, sì. Che ingenui. Ora aspettiamo che questa ragazza si faccia viva, così almeno gli offriamo un caffè. Vabbè, come non detto, la batteria si sta scaricando come sempre. Se vi piacciono questi video, nuovo per montare questo video, se quanto tempo che ci vuole perché chi se ne va sceso prima. Vabbè. Quindi, saluta. Ricordate di seguirci. Ciao. Ciao. Così, ciao. Ciao.